Da che ambiente familiare provieni? Allora, io provengo da un ambiente familiare abbastanza modesto, nel senso che mio padre era operaio specializzato, capo operaio, diciamo, era molto bravo, falegname nel suo mestiere, e mia madre era casalinga, poi faceva qualche lavoretto a casa per arrotondare. Però comunque non è che ci mancasse niente, nel senso che avevamo una casa di proprietà, insomma, però comunque non sicuramente molto abbiente, ecco. Io abitavo a Cormano, che è un comune situato subito a nord di Milano. E volevo sapere quali erano le opinioni politiche dei tuoi familiari e com'era l'ambiente in questo paese della Lombardia vicino a Milano. Ma diciamo che non c'erano, nel senso che sì, sarà stato forse per le esperienze, come dire, della guerra e del fascismo, però mio padre sosteneva che nella sua famiglia nessuno aveva mai avuto opinioni politiche, cioè se ti chiedono a che partito appartieni, noi abbiamo sempre detto che non apparteniamo a nessun partito, e si riferiva ai tempi del fascismo. Mia madre più di tanto non diceva, però mi ricordo che io ancora ragazzino, dato che poi mi interessava di quello che succedeva nel mondo, ho chiesto a un certo punto se noi siamo di destra o di sinistra, perché non capivo neanche bene cosa, e non credo di aver avuto una risposta molto precisa, comunque di sicuro non me la ricordo. Io ho finito la terza media nel 69, quindi ho iniziato le superiori in quello stesso anno. E quindi mi ricordo che appunto eravamo in terza media e proprio c'era agitazione a scuola, perché addirittura avevamo chiesto di avere un comitato studentesco rappresentativo e di avere la possibilità un'ora alla settimana di discutere in classe di temi d'attualità. L'esperienza delle scuole medie con quest'ora libera che avevate chiesto per poter discutere in maniera aperta, libera, è una cosa abbastanza interessante, visto anche come dire, l'età giovanile che avevate. Avevate dei supporti oppure vi organizzavate per conto vostro? Cosa leggevate? Ricordo, l'insegnante era presente ovviamente, perché poi eravamo anche piccolini, era una cosa sperimentale, però non mi sembra che intervenisse, per cui in realtà eravamo noi, ciascuno portava la sua, si discuteva anche accesamente, e quindi boh, io cioè, cercavo di leggere abbastanza i giornali, si guardava la televisione, insomma. Così non è che fossero queste grandi fonti, più che altro erano opinioni allo sbaraglio, ciascuno diceva la sua, magari anche con posizioni magari stravaganti, però insomma ciascuno aveva un'opinione, insomma erano abbastanza sentite queste discussioni. Evidentemente i nostri insegnanti e la preside, molto di idee aperte, ci avevano concesso sia una cosa che l'altra, quindi non fui eletto in questo comitato per poco, perché credo ci fosse un rappresentante per classe, non ero sicuramente uno dei più esagitati comunque, perché ero un tipo molto posato. E però ricordo queste infuocate discussioni sui temi d'attualità che poi non sono tanto cambiati, tipo la guerra arabo-israeliana, che giusto in quel periodo ce n'era stata una, il problema dell'apartheid in Sudafrica, e insomma c'era molto. Mi ricordo anche una cosa che non so se forse eravamo ancora in terza media, o forse ero già in prima superiore, che una volta uscendo dalla messa, no, perché ero piuttosto religioso, comunque la mia famiglia lo era, c'erano dei manifesti in giro per il paese fascisti, no, che appunto inveivano contro il movimento studentesco della statale, e noi siamo andati in giro, bambini, no, ragazzini, a strapparli tutti, proprio perché in qualche modo ci sentivamo partecipi di questa esperienza che in qualche modo arrivava fino a noi. Insomma, eravamo dei ragazzi, quindi nessuno di noi in realtà sapeva molto, no? Per cui sì, mi ricordo che ad esempio sul conflitto arabo-israeliano, ma insomma, in quel momento, come dire, erano tutti paesi arabi che aggredivano Israele, quindi c'era una naturale simpatia per Israele, no? Però insomma le opinioni che uscivano erano piuttosto diverse.
ma logicamente insomma eravamo ragazzi di terza media, quindi non c'era una grande coscienza politica. Io ero un ragazzo molto studioso e che andava anche piuttosto bene a scuola, quindi diciamo che i miei insegnanti mi avevano indirizzato verso il liceo classico, no? Quindi la soluzione un po' si impose, insomma. In seguito poi ho saputo, ma questo mio padre non me l'aveva mai fatto pesare, che mio padre non era molto contento di questa soluzione perché avrebbe preferito un corso di studi più rapidamente professionalizzante, no? Mentre questa scuola qua, dove diavolo portasse, cioè, non gli era molto chiaro. No? Quindi in effetti anche poi spinto da un mio cugino che era anche in classe con me alle medie e poi anche alle elementari e poi successivamente alle superiori, dato che poi mia zia era un po' più evoluta perché faceva anche l'infermiera professionale, forse era già capoinfermiera, no? Ci portò io e mio cugino addirittura a fare il colloquio da una psicologa, cosa all'epoca inaudita, che anche quella appunto incoraggiò questa scelta. Quindi finimmo tutte e due in un piccolo liceo classico di periferia, liceo Omero a Bruzzano, che è proprio come dire, la fermata delle Ferrovie Nord, la prima che si trova andando verso Milano. Mi pare che esista ancora questo liceo. Noi iniziamo scuola il 1° ottobre, no? Che si iniziava lì a quell'epoca, e già il 2 ottobre c'era un'assemblea studentesca con nostro stupore, no? Il professore di greco, no? Ridendo, e lui era un tipo piuttosto arcigno, si dice dovete abituarvi a queste cose, no? Che verteva poi su problemi interni alla scuola. E si tenevano molte riunioni su temi di attualità, si tenevano il pomeriggio, venivano chiamate collettivi, mi ricordo che io frequentavo molto queste riunioni per informarmi, perché provavo poi un sentimento di simpatia istintiva, però posso dire che fino a quando sono arrivato al 4° anno non ho mai aperto bocca in un gruppo pubblico, poi l'ho aperto, non l'ho più chiusa, però insomma, come dire, sì, partecipavo molto e la nostra è una scuola molto di periferia, però sì, venivano fuori, ad esempio ragazzi più grandi, vendevano ad esempio lotta continua, davano volantini, io mi procuravo tutto perché leggevo molto avidamente, perché ero desideroso di informarmi. Perché poi insomma le materie che mi piacevano di più erano storia e filosofia e dunque si è un po' imposta, sì, a quell'epoca non avevamo molte informazioni, come non avevamo molte informazioni su come funzionavano le scuole superiori, così tantomeno su come funzionava l'università. Comunque quindi scelsi filosofia e anche qui penso che mio padre avesse qualche preoccupazione, insomma, tant'è vero che insomma, mi si faceva sempre presente da parte di mia madre, perché mio padre di questi argomenti non parlava mai, che insomma occorrevano soldi e quindi poi riuscì insomma un po' lavoricchiai, poi ebbi anche fortuna di ottenere attraverso una selezione pubblica un incarico nelle biblioteche comunali per coprire l'orario serale, no? Che era insomma la soluzione ideale, questo dopo 2 o 3 anni che ero all'università. Insomma la soluzione ideale perché insomma il giorno ce l'avevo tutto libero e poi di sera insomma portavo qualche soldo a casa. Era un ambiente abbastanza vivace, quando si entrava nell'atrio c'erano tutti i banchetti dei vari gruppi politici, no? Ciascuno che appunto con il suo materiale propagandistico, poi soprattutto il movimento studentesco della statale faceva anche intervento nei corsi, quindi c'era magari qualche studente, poi a un certo punto in realtà anche avendo la necessità di lavorare, diciamo che ho frequentato più che altro il primo e una parte del secondo anno, poi tendenzialmente mi preparavo da solo, no? Mi procuravo i programmi e poi mi presentavo solo a dare gli esami, così sì, ero più libero. Come si configuravano i rapporti tra i gruppi extraparlamentari, no, a Cormano, poi dopo gli anni dell'università? Cioè che tipo di presenza avevano sul territorio? Nel mio paese, che
è piuttosto grande relativamente parlando, perché attualmente ha intorno ai 20.000 abitanti, a quell'epoca avrà avuto un po' di meno. Però per dire, quindi qua siamo, che io ero nei primi anni dell'università, c'era un gruppo anarchico di cui facevo parte io, c'era un gruppo di lotta continua e un gruppo di avanguardia operaia, e questi erano i gruppi che insomma uscivano con manifesti eccetera, e non mi sembra, però insomma già 3 gruppi in un paese, ciascuno con la sua sede in qualche modo e quindi anche con un'attività piuttosto vivace. Ma ricordo soprattutto che erano i rapporti conflittuali col movimento studentesco, perché il movimento studentesco tendeva poi a esercitare un'egemonia e quindi spesso e volentieri la cosa finiva a legnate, no, fra i diversi gruppi. E quindi soprattutto quando il movimento studentesco vedeva insidiata la sua posizione. Questo soprattutto in seguito nei confronti degli autonomi vi furono, siamo già però nel 77. Però sì, mi ricordo che c'era abbastanza tensione, comunque sicuramente scambio di accuse, perché mi ricordo che appunto al liceo a un certo punto avevamo chiesto, questo eravamo già forse in quarto, in quinto, cioè quindi la seconda e terza liceo classico, di avere uno spazio in cui affiggere, no? E lì arrivavano questi famosi tazebao, no? Che erano cose a caratteri cubitali, no? Che venivano, la gente andava lì a leggere, a commentarli, no? Pieni anche di attacchi reciproci fra i diversi gruppi e noi andavamo lì a leggere interessati, no? Da tutte queste diatribe. E quando c'erano le manifestazioni, insomma, la presenza era rilevante, ma comunque era un'epoca in cui le manifestazioni erano, sì, con decine di migliaia di persone. Insomma. Posso parlare in questo caso della mia esperienza di studente, no? Ad esempio un'attività molto significativa che ricordo, questo invece è specifico come gruppo anarchico, è la mobilitazione a sostegno di Puig-Antich. Puig-Antich era un libertario spagnolo che era stato condannato a morire garrotato, no? E quindi mi ricordo parecchie manifestazioni che facemmo per riuscire, come dire, a scongiurare questo evento che poi purtroppo si produsse, no? Ad esempio a Milano occupammo, ero all'ultimo anno delle superiori, no? Poi chiaramente io svolgevo un po' un'attività di contorno, erano più i compagni dell'università che si mobilitavano, occupammo una torre medievale, no? Di via Lanzone, no? In centro a Milano per un giorno, no? Così e facemmo anche delle manifestazioni fuori dal consolato. Beh, all'università e anche alle superiori il quadro era abbastanza variegato, ad esempio qui più, come dico, in realtà ho più presente le superiori, perché ad esempio nel piccolo liceo dove andavo io, almeno dal penultimo anno c'era una presenza di avanguardia operaia piuttosto consistente, insomma diciamo che era il gruppo predominante, no? E poi ce n'era qualche altro, ad esempio il movimento studentesco non c'era, però era un'epoca in cui di fatto buona parte del movimento degli studenti medi era egemonizzato da avanguardie operaie. Ecco, il gruppo, nella mia scuola era il gruppo prevalente, poi c'erano altre. Poi il mio coinvolgimento chiaramente inizialmente era solo quello di uditore passivo, poi è cominciato a diventare attivo a partire dal penultimo anno delle superiori. Al penultimo anno delle superiori mi sono avvicinato all'idea anarchica, quindi poi sono andato con un amico che era di una classe inferiore alla mia, siamo andati al Circolo Ponte della Ghisolfa in piazzale Lugano, lì, perché sapevamo che lì c'era un collettivo studentesco e infatti poi siamo entrati in questo collettivo e da lì in poi sono diventato molto attivo politicamente nell'ambito del movimento anarchico e quindi anche nella mia scuola. Diciamo che all'ultimo anno ero uno dei leader studenteschi della mia scuola. Sempre dunque l'ultimo anno delle superiori c'era stato un caso di un anarchico, Giovanni Marini, che era stato aggredito da dei fascisti al suo paese, adesso a Vallo della Lucania mi sembra,
e insomma difendendosi praticamente ne aveva ammazzato uno con una coltellata, no? Quindi poi era finito inquisito e dato che era in corso il processo noi si faceva propaganda, appunto parlando di antifascismo militante, ricordo in particolare un'assemblea che organizzammo nella mia scuola, no? Che era proprio su questo tema, no? A cui chiaramente fui uno dei principali oratori. È molto importante questa esperienza dell'autoriduzione, no? Delle bollette. Come vi organizzavate sul territorio? Che cosa facevate in concreto? Qua siamo sempre nei primi anni 70, tipo la famosa autoriduzione delle bollette, no? Che appunto lì praticamente tutti i gruppi partecipavano, si era costituito in paese questo comitato, ricordo di aver passato casa per casa in un paio di quartieri, no? A spiegare alle persone, no? Di che cosa si trattava, se volevano aderire, eccetera. C'era molta simpatia, no? Nel senso che la gente ti apriva, ti stava ad ascoltare, più di uno aderiva, insomma, quindi queste cose erano sentite. Allora, appunto, questa era un'attività che era gestita così da tutti i gruppi di quella che allora veniva definita la sinistra extraparlamentare, no? Un po' dappertutto, e consisteva praticamente in questo, appunto l'autoriduzione delle bollette, no? Quindi adesso non è che mi ricordo bene precisamente, comunque anziché pagare la bolletta nel suo importo che veniva preteso dall'Enel, si praticava un'autoriduzione, appunto si pagava di meno, perché adesso non so bene che calcoli fossero stati fatti, che insomma una certa cifra non dovesse essere pagata, quindi appunto si stava diffondendo abbastanza questa forma di disobbedienza civile, insomma, no? Tanto è vero che poi l'Enel aveva incominciato a staccare contatori, noi facciamo delle ronde in giro per trovare gli operai dell'Enel, che poi non abbiamo mai trovato concretamente, però insomma il tentativo è stato fatto per invitarli a desistere e cose di questo genere. Dopo questa esperienza universitaria in anni così caldi a Milano, quali sono state le tue sensazioni, le tue impressioni nel ritorno a Udine? Ma sì, ma tutto sommato è stato un impatto positivo perché io, intanto sono venuto qui per ragioni sentimentali sostanzialmente, sposandomi e quando sono riuscito ad avere il trasferimento qua, anche di lì a poco è nata mia figlia, siamo nell'89. Poi comunque ho trovato qui degli ambienti insomma consonanti, ad esempio c'era il centro sociale autogestito in via Volturno che comunque aveva idee libertarie, quindi insomma erano persone con cui riuscivo a dialogare con facilità, quindi diciamo non è stato un impatto troppo difficoltoso, per quanto chiaramente il centro sia molto più piccolo rispetto a Milano. Però stiamo parlando della fine degli anni '80, quindi anche a Milano la situazione si era deteriorata, il movimento era decisamente in ribasso e quindi comunque si viveva una situazione di crisi generalizzata per quanto riguarda questi movimenti. Io a Milano avevo partecipato a parecchie esperienze di occupazione, sono stato anche abitato nella casa occupata di via Correggio, dove poi successivamente è entrato il famoso virus, quindi ne ho viste di tutti i colori. Per cui in un certo senso, come dico, questa esperienza qua era un'esperienza per certi versi simile e poi, non so, ho scoperto cose nuove, tipo l'autonomismo friulano di allora, che non è più quello di adesso, ma che insomma diceva cose interessanti da un altro punto di vista, no? Quindi, come dire, Udine appariva un pochettino più, come dire, effervescente di quello che potrebbe sembrare, cioè non era un mortorio, ecco. Adesso più decisamente lo sembra, no? Però insomma quell'epoca, sto parlando dall'87 all'89, poi insomma. Che giudizio dai, adesso col senno di poi, che è sempre un ottimo strumento, di tutta l'esperienza di gruppi extraparlamentari? Ma do un giudizio ampiamente positivo perché ha contribuito a svecchiare molto il nostro paese, no? In tutti i campi. Poi adesso sembra piuttosto
di essere in una sorta di fase di antitesi, no? Hegelianamente parlando, no? Per cui una cosa si trasforma nel suo contrario. Però, insomma, secondo me ha lasciato un segno profondo il 68 e probabilmente poi in seguito torneranno fuori questi elementi e questi spunti. Cioè, da un lato quello che è stato creato poi adesso viene messo tutto in discussione, no? Non so, forse ha fallito dal punto di vista della storia personale degli individui, no? Perché poi si vedono tanti arrivisti, no? Però in effetti avendo poi fatto anche di professione l'insegnante di storia, fra le altre cose, cioè questo è un fenomeno che si vede col Risorgimento, con Garibaldi, insomma, se pensiamo a personaggi come Crispi e Nicotera, no? Che si sono fatti la galera per sostenere Garibaldi, che in seguito diventano tra i governanti più forcaioli che l'Italia abbia mai avuto, beh, adesso abbiamo esperienze del genere. Ecco. Sul piano delle idee è bellissimo, sul piano della realizzazione del materiale umano che poi dovrebbe metterlo in pratica, ahimè no, ecco, penso che il fallimento sia qui. E come a tutti per finire, film, una canzone, un libro, anche non strettamente legati al 68. Sì, allora, partendo dal film, no? Film in realtà ne ho due, ecco, che sono, uno è proprio legato al 68 che è Non si uccidono così anche i cavalli, che devo aver visto, perché mi pare sia stato fatto proprio nel 68, comunque devo aver visto poco dopo. E in realtà mi è rimasto impresso più per una vicenda personale che per la trama del film, che comunque è piuttosto pesante, perché c'era a Milano un cinema che si chiamava Cinema Rubino, se non ricordo male, che era l'unico cinema che proiettava anche di mattina, no? E quindi era meta ambita degli studenti che marinavano la scuola per andare al cinema. Un giorno con una serie di amici decidemmo appunto di marinare la scuola, quindi una senza non politica, ma per andare a vedere sto film, e quindi la cosa mi è rimasta molto impressa. L'altro film invece è collegato più agli anni 70, si intitola Sweet Movie, no? Dolce film. È un film decisamente visionario, surreale, no? È anche difficile ricostruirne una trama, no? Anche lì dovevano essere tipo il 73, suppongo, o giù di 74, e siamo andati a vederlo anche lì con una serie di amici, e mi interessò così tanto questo film che rimasi a vederlo una seconda volta, no? Nel senso che quella era l'epoca felice, che si poteva entrare anche a metà programmazione, poi uno si voleva rimanere, cosa che non ho mai fatto in vita mia, no? Però quella è l'unica volta che mi sono fermato a vedere il film due volte. Poi entrambi i film non li ho mai più rivisti, probabilmente, insomma, è stata un'esperienza unica, no? E come libro direi Alice nel Paese delle Meraviglie, tant'è vero che poi mia figlia si è chiamata Alice. In realtà mia moglie ha voluto chiamarla Alice, comunque insomma, prova di una certa consonanza. Beh, è veramente un libro che credo insegni molte cose. Come canzone la ballata di Pinelli, quindi qua andiamo più sul politico, effettivamente, come dire, no? Una canzone che ha segnato un'epoca. Il Circolo di Risolva è il Circolo di Pinelli. E tra parentesi, il Circolo di Pinelli, in realtà è capitato lì per caso, perché all'epoca c'erano due circoli anarchici che erano tutti e due i circoli di Pinelli, che era il Ponte Archisolfa e quello di Via Scaldasole. Però casualmente sono capitato lì anche perché era, come dire, più vicino geograficamente, e il mio amico, che era più informato di me, sapeva che lì si trovava questo collettivo di studenti, e quindi andammo con un po' di timore, insomma, a prendere contatto. Ci accorse uno studente che aveva un anno o due più di noi, entrammo in questo mondo meraviglioso, pieno di questi giornali, no, di cui non avevamo nessuna notizia, e allora poi i libri, insomma, incominciamo a documentarci perché approdammo lì che insomma ne sapevamo ben poco, no?